Buongiorno signora, si accomodi, venga qui, grazie. E rimanga un secondo in piedi, perché in piedi deve leggere la formula con la quale si impegna a dire la verità. Ad alta voce, grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. La ringrazio, si accomodi pure. Parlando nel microfono mi dà le sue generalità. Karim El Marouk, 1 novembre del 92, nata in Marocco. Benissimo. Allora, andiamo con ordine. Lei è un test del tribunale, quindi è il tribunale a cominciare il suo esame. Prima di tutto pensiamo un po' indietro nel tempo. Agli atti del tribunale emerge che lei per un certo periodo della sua vita è stata in Sicilia, ok? Con chi viveva quando era in Sicilia? Poi so che è stata anche in comunità, ci spiega quando è andata in comunità e per quale motivo, ok? Devo raccontare da quando sono arrivata in Italia? No. Viveva la sua famiglia come era composta? Mia madre, mio padre e i miei fratelli. Ho 3 fratelli. Ok. Non si sente, Presidente. Dovrebbe parlare un po' più vicino al microfono perché sennò non riusciamo. Allora, suo padre, sua madre e i suoi fratelli, le condizioni economiche del suo nucleo familiare quali erano? Eravamo una famiglia molto umile e non avevamo grandi possibilità. Mio padre faceva il venditore ambulante, fa tuttora il venditore ambulante. Ok. E mia madre fa la casalinga. Ok. A un certo punto lei è stata collocata in comunità. Sì. Quando? Per quale motivo? Non ricordo esattamente Quanti anni aveva? Sono uscita di casa a 12 anni, poi da lì mi hanno riportata in casa e mi allontanavo spesso da casa ed è stato un continuo scappare e tornare in casa perché mi riportavano. E poi sono stata nella prima comunità, ma tutte le comunità dove sono stata non ricordo qual è stata l'iniziale e qual è stata la finale. Non ricorda l'ultima comunità in cui è stata? No, non ricordo neanche l'ultima. Vabbè. Senta, a un certo punto lei partecipa a un concorso di bellezza. Si ricorda questa cosa? Sì. Benissimo. Quanti anni aveva all'epoca? Avevo 16. 16 anni. In quel momento lei era in comunità, era a casa, era scappata di casa? No, ero a Catania ed ero scappata da una comunità e vivevo a Catania. Viveva a Catania dove? Vivevo con 2 ragazze in viale Mario Rapisardi che mi avevano ospitato per un breve periodo. Quindi era ospite non pagante di queste ragazze? Sì. Allora, lei si presenta a questo concorso di bellezza a 16 anni, per partecipare al concorso di bellezza la minorenne deve essere autorizzata dai genitori. Sì. Aveva l'autorizzazione dei suoi genitori? No. Come ha fatto? Avevo chiesto ad una persona che conoscevo, a cui ero molto affezionata a Catania, che si chiama Grazia Randazzo, se poteva accompagnarmi lei. Lei aveva rifiutato e sono andata da sola perché mi ricordavo di come era fatto questo hotel. Scusi un attimo, se sento un altro squillo. È fuori. No, adesso è fuori. Adesso è fuori. Sono troppo ottimista. Allora. Ricordavo di come era fatto questo hotel dove si svolgeva questo concorso di bellezza perché quando frequentavo la terza media avevamo fatto questa non so come si dice in italiano, questo disegno e si vinceva poi un premio. La consegna di questo premio era proprio in questo hotel, che si chiama Hotel Capo dei Greci. E alla fine sono andata da sola e in un modo o in un altro mi ero intrufolata comunque compilando il foglietto che c'era in quel tavolo da sola e mettendo anche le generalità di
mie e mettendo la firma di un adulto, inventato un nome. Quindi lei ha inventato un nome di un adulto che ha firmato, e questo aveva, come dire, qualche riferimento di una carta d'identità o qualcosa dell'adulto che deve sottoscrivere? No, No, quindi era un modulo sostanzialmente non completo di mia fantasia. di sua fantasia. Benissimo, lei partecipa a questo concorso, noi abbiamo filmati relativi a questo concorso. Quindi su questo punto, poi se le parti intendono, il tema è stato aperto, potete ovviamente intervenire. Il Tribunale non ritiene di fare le domande su questo concorso, se non una. Ricorda se nella giuria di questo concorso era presente Emilio Fede? Sì, Ha avuto, oltre a quello che derivava dal, come dire, dal contatto con i componenti della giuria, qualche discorso, come dire, separato, indipendente dal concorso con Emilio Fede? no, il concorso si svolgeva che c'è stata una fase in cui noi ragazze dovevamo raccontare un pezzo della nostra vita oppure far capire chi siamo, da dove arriviamo e quali erano i nostri sogni futuri. E ho avuto modo anch'io di poter parlare davanti a questa giuria e avevo sempre inventato di essere un'altra persona con un altro nome, in quel caso con l'età di 16 anni. Ok. Benissimo, dopo questo concorso lei torna a Catania a casa delle sue amiche? No, a parte che io venivo ospitata da diverse persone, anche perché conoscevo tantissime persone in Sicilia, dato che avevo vissuto tanto, poi con il mio continuo scappare di casa dei miei genitori cercavo sempre di trovare qualche appoggio. E quindi non sono tornata da queste ragazze, ma ero tornata da una famiglia che conoscevo giù sempre a Catania, la famiglia Corsaro, che comunque mi sono stati vicini, il figlio era un mio amico. Sì. E poi da lì avevo desiderato tanto salire a Milano perché pensavo di avere... Allora, adesso ci arriviamo, noi sappiamo che lei è stata ospite di questa famiglia, abbiamo sentito alcune deposizioni che hanno descritto questo periodo. Allora, lei ci ha detto adesso, desideravo venire a Milano, e ovviamente poi ritengo che questo desiderio lo abbia realizzato. Sì. Ecco, lei quando è andata via dalla Sicilia, con che mezzi e con quali soldi? Prima di tutto non avevo soldi, e avevo preso il treno e senza un biglietto. Il mio pensiero era che se il controllore mi trovava mi avrebbero al massimo portato di nuovo in comunità, perché la prassi era sempre quella, al massimo cercavano di identificarmi e poi alla fine poi mi portavano in una comunità. Se non succedeva questo avrei realizzato il mio sogno e sarei arrivata a Milano. Okay. E il tempo in cui sono arrivata a Milano credo che è stato fine ottobre, perché mi ricordo... Di che anno parliamo? Il concorso sappiamo quando è datato, perché è di settembre. Fine ottobre 2010. 2009 forse? 2009, scusate. 2009, perché il concorso è del settembre. Quindi a settembre c'è questo concorso, a fine ottobre lei arriva a Milano, nel modo che ci ha detto, non pagando il biglietto del treno. A Milano dove va? A Milano sono arrivata nella stazione centrale, poi dopo conoscevo già questa ragazza che avevo conosciuto in Sicilia. C'è il nome di questa ragazza che avevo conosciuto in Sicilia? Per me la conoscevo come Simona Loca. E sono andata da lei che mi ha dato ospitalità. Ok. Ha cominciato a lavorare, e se sì, che lavoro faceva? All'inizio non avevo potuto trovare lavoro. Poi conoscevo di questo nome di un'agenzia che era molto conosciuta anche in Sicilia, ed era l'agenzia di Lele Mora. Quindi la cosa che desideravo era trovare questa agenzia, perché la mia speranza era poter lavorare, non so, Chiedo scusa.
La sua speranza era di poter lavorare? nel mondo dello spettacolo, non so, nel mondo della moda. Ok. E quindi l'ho cercata, poi ho trovato l'indirizzo che era in Viale Monza e ho cercato di avere un colloquio diretto con il proprietario dell'agenzia. È riuscito ad avere questo colloquio? Sì, Sì. Rimane sempre il problema che lei era minorenne, per Sì. poterla far lavorare in agenzia occorreva il consenso dei genitori. Allora, è riuscita a trovare un'attività lavorativa dopo questo contatto? Lei ha parlato direttamente con l'Elemora? sì. Ok. E che cosa è accaduto? Che è successo in quel colloquio? E poi come è andato dopo? Che cosa è successo dopo? E niente, mi hanno chiesto di lasciare un curriculum e di lasciare delle foto. Le foto le avevo prese da un profilo Facebook che avevo. Mi avevano chiesto anche di lasciare dei documenti e io i documenti non ce li avevo inventato la scusa di essermeli dimenticate. Ma nel frattempo erano successe diverse situazioni fuori in quel momento che comunque dalla Simona Locca non ci stavo più, avevo fatto altre conoscenze nel frattempo mentre cercavo l'agenzia ed ero passata da diverse persone che mi hanno aiutato, mi hanno ospitato o diverse situazioni. Comunque Adesso ci arriviamo. Volevo sapere questo suo primo approccio con l'agenzia di L'Elemora. Documento ha detto di non averlo, ha presentato le foto, il curriculum lei non aveva molto da raccontare da quello che ho capito, perché non aveva esperienze di spettacolo, a parte forse il concorso. Sì, Qui ha fatto menzione? no. Non ha detto. E quanto alle generalità, che generalità ha messo? Che generalità ha Avevo dato il solito nome che conoscevo, che era Ruby preso da una telenovela, e Hayek, che era il cognome di una cantante. E mi ricordo di aver dato come età 19-20 anni. E le mie generalità e queste foto le avevo lasciate ad un ragazzo che lavorava dentro l'agenzia, perché io avevo parlato con Lele, ora poi mi hanno detto di lasciarle invece a questo segretario che si chiamava Marco Zorzetto, ed era lui che si occupava di prendere tutte le informazioni sulle persone che arrivavano in agenzia. Ok, quindi lei lascia questa documentazione in agenzia, poi riprendiamo il discorso successivo. Stava dicendo che nel frattempo erano accadute una serie di cose. Ci spiega, prima di tutto, se ho ben capito, aveva lasciato, non viveva più da quell'amica che l'aveva ospitata. Dove viveva? Questa amica che mi aveva ospitato, io pensavo che mi poteva trovare un lavoro. E il lavoro pensavo che poteva consistere in quello di fare la commessa. Sempre per la mia esperienza in Sicilia, perché in Sicilia avevo trovato a volte anche lavoro senza avere i documenti e senza dare le mie vere generalità. E mentre a Milano era diverso, tutti mi chiedevano sempre di dare questi documenti che io non avevo. Alla fine il lavoro che mi aveva proposto questa Simona Locca consisteva nel fare la prostituta. Dove? Mi aveva portato per un colloquio e doveva essere un colloquio di lavoro. Mi ha portato in un albergo che adesso ho fatto confusione, non ricordo più se era il Four Seasons o se era il Bulgari. E in questo colloquio dovevo salire nella stanza per parlare con questa persona. Già mi sembrava strano avere un colloquio in una stanza di albergo, solamente che non potevo salire perché non avevo i documenti, e alla fine l'incontro è avvenuto con questa persona, era sceso giù nella hall cercando di convincere di farmi salire nella stanza. Io non avevo capito il perché dovevo salire nella stanza, alla fine lei lì mi aveva detto che il lavoro consisteva nel fare la escort, che l'avremmo fatto insieme e avremmo diviso questi soldi. Io me ne sono andata incavolandomi con lei e alla fine sono andata a ballare in un locale quella sera. Questo locale era l'Hollywood e già lì avevo chiacchierato, perché prima chiacchieravo con tutti, non conoscendo nessuno,
ero abbastanza una che cercava di fare più conoscenze possibili per cercare di trovare non so, una sistemazione, il conoscere una persona che poteva aiutarmi. E chiacchierando ho chiesto a tutti se potevano darmi un lavoro, compresi le persone che lavoravano in questa discoteca. Devo continuare? Sì, sapere se appunto ha avuto... No, poi sono tornata, niente, in quella serata. Quella sera lei è andata a ballare, però doveva andare a dormire da qualche sì, parte. Poi sono tornata nella casa sempre della Simona Loca trovando il mio zainetto che era tipo fatto a trolley, l'avevo trovato fuori la porta. E allora che ha fatto? Niente, il problema è che non ricordo neanche l'indirizzo di questa casa. Mi ricordo il particolare di questa via che aveva un incrocio e c'era una rotonda con delle panchine. Mi ero seduta là. Comunque era tarda notte. Ed era passato un uomo che mi aveva chiesto se avevo bisogno di una mano. E gli avevo anche risposto male perché non capivo chi fosse. E poi, non avendo alternative, poi davo anche modo alle persone di poter parlare e di capire chi sono e se potevo avere una mano di aiuto. Lui mi aveva proposto di darmi ospitalità e aveva questo monolocale dove mi ha ospitato. Lui mi ha detto che si chiama Vincenzo Ranieri. Io non ricordo neanche la casa sua dove si trova. Mi aveva detto che poi il mattino mi avrebbe trovato, si sarebbe informato se poteva trovarmi un lavoro. Ed è così che ha fatto, si è informato e mi ha portato in questo posto. Avevo conosciuto questo proprietario di un bar, in quel bar però non c'era possibilità di prendermi a lavorare, ma mentre ero in questo bar avevo incontrato due ragazzi, un signore che avrà avuto una quarantina d'anni e un ragazzo che avrà avuto 24. Mi avevano fatto dei complimenti e io le ho chiesto se conoscevano qualcuno che cercava una ragazza per lavorare. Mi avevano detto che tipo di lavoro e io chiedevo il lavoro per quello che sapevo fare, come cameriera o commessa o qualcosa di questo tipo. E loro mi avevano detto che avevano un ristorante proprio attaccato a quel bar. Mi sembra che la via si chiami Viale Piacino, Viale Plinio, non me lo ricordo. Il nome del ristorante se lo ricorda? Maschenada. E allora? Solamente che poi non mi sono presentata lì per il giorno che avevano stabilito loro. Ma quindi le era stato offerto proprio un lavoro? Mi aveva detto era un colloquio per verificare? No, mi aveva detto di passare, che avremmo parlato e poi probabilmente avrei potuto lavorare lì come cameriera. Poi da lì... Però lei non c'è andata? No, non ci sono andata perché ho avuto anche delle serate, ho conosciuto delle altre persone, anche in Corso Como, frequentando Corso Como, e ogni volta conoscendo delle persone poi cambiavano quelle che potevano essere le mie aspettative. E ho conosciuto questo ragazzo che si chiamava Gabriele o Gabri. Mi scusi, lei nel frattempo dove viveva? Ho avuto ospitalità da questo signore per quasi 3 giorni. Ok. Poi da lì avevo conosciuto questa ragazza invece tunisina. Che si chiamava? Il nome non me lo ricordo. Lei viveva in Cinisello Balsamo. E l'unica cosa che mi ricordo di quella casa, perché non ricordo neanche la via, avevamo vicino un negozio tutto scarpe, era l'unica cosa che mi ricordo. E lei mi ha dato ospitalità. Questa ragazza lei l'ha conosciuta sempre in un locale notturno? Sì, sempre lì, frequentando la stessa zona, Corso Como, Hollywood, Tokyo, queste zone qua. Va bene. Conosce questa ragazza e va ospite da questa ragazza? Sì. Perché ospite gli avevo fatto io la proposta se mi poteva ospitare, appena avrei trovato il lavoro gli avrei pagato l'affitto. Conosce questo Gabriele? E gli chiedo se poteva trovarmi qualche lavoro. Lui mi ha detto che si sarebbe informato, anche perché lui lavorava come PR, non so se lavora ancora, come PR nelle discoteche della zona.
E passano un po' di giorni mentre io stavo da questa ragazza e vengo contattata da questo Gabriele che mi dice di avere un colloquio con questo proprietario di un'agenzia che si chiama Fist Agency. Il colloquio poi è avvenuto in questo bar che si chiama Gasoline, che è sempre alle spalle del Tocche, una discoteca di Corso Com. Conosco questo signore che si chiama Domenico Rizza e lavoro praticamente consisteva nel fare la ragazza immagine oppure la cubista ed era forse l'unico modo per poter lavorare, perché è stato l'unico lavoro in cui non mi hanno chiesto dei documenti. E nel frattempo ero tornata anche dai ragazzi del Moschenada, perché le cose mi avvenivano sempre così, cioè non ero mai ordinata del fare solamente una cosa. E sono andata, ho fatto anche il colloquio con quelli del Moschenada che mi hanno detto che potevo fare la prova. Mi hanno detto che dovevo presentarmi con un abbigliamento di pantaloni neri e camicia che io non avevo, e mi sono presentata vestita con i vestiti che avevo. E ho fatto la prima prova, non mi avevano chiesto di portare i documenti. La prima sera non ho portato i documenti e lui le avevo inventato sempre la solita scusa che me l'ero dimenticata. Comunque quella sera avevo fatto questa prova che comunque mi è stata pagata e sono tornata lì anche per la seconda volta e ho fatto sempre la solita scusa, ma già lui insisteva tanto per avere questi documenti. Fatto sta che alla fine sono stata in questo ristorante a fare solamente tre serate come cameriera. Nel frattempo aveva cominciato il suo lavoro invece di ragazza immagine? No, ho avuto questo colloquio, ma poi non sono stata contattata subito, mi avevano detto che mi contattava, nel frattempo mi aveva dato appuntamento invece per poterci vedere a pranzo, e questo ragazzo comunque dell'agenzia mi faceva dei complimenti e aveva secondo me un altro interesse. E alla fine, quando ho insistito tanto quello del ristorante per avere i documenti, non mi sono più presentata. Poi ho avuto la chiamata sempre da questo Domenico Rizza per il primo lavoro e sono stata a lavorare con lui in diverse serate, quindi non so neanche qual è il primo posto dove sono stata a lavorare. Le serate si svolgevano sempre in discoteca, sia milanesi che fuori Milano, e ho lavorato sia a Livigno, in questa discoteca il Cocodì, facevamo delle serate lì, sia al The Class dove si trova? Vabbè, sempre un altro fuori Milano. Senta, quanto guadagnava? Dipendeva se facevo immagini o se facevo la cubista. E comunque era sempre la cifra, si aggirava intorno ai 100 euro a serata. A serata. Le serate comunque credo che erano 2 o 3 a settimana. Spesso si lavorava solamente il fine settimana perché aveva tantissime ragazze in agenzia e doveva farle lavorare tutte. Un po' tutte. E questa attività per quanto tempo è andata avanti? Fino a quando questo ragazzo mi aveva proprio fatto capire che aveva interesse anche ad avere una relazione con me. Pure a me questo ragazzo piaceva e ho iniziato a frequentarlo, ma la cosa è stata veloce, nel senso che sono stati i primi 3 giorni, poi subito sono andata a vivere a casa sua, anche perché non avendo, mi piaceva, mi ha chiesto lui di andare a vivere insieme e l'ho visto che era educato, mi trattava bene, era dolce e avevo bisogno di tutti questi elementi e sono andata a vivere con lui da subito, continuando a lavorare con lui. Ma ero vista almeno dalle ragazze dell'agenzia e da tutti quanti come la sua fidanzata, per me era il mio fidanzato. Però, quindi è andata a vivere da lui, quanto tempo ha vissuto con lui e per tutto questo tempo ha continuato a lavorare con lui nella duplice veste di cubista e ragazza immagine? La storia sembra lunga, però tutto è successo in un tempo molto piccolo, perché a lui l'avrò conosciuto per quasi metà o fine novembre
e sono andata a vivere con lui dopo, mi sembra, 3-4 giorni. 4 giorni, Ed è durata fino a quasi dicembre. fine gennaio e inizi febbraio. Non ricordo esattamente le date. In questo periodo lei ha vissuto a casa di questo ragazzo e ha continuato a fare l'attività che ci ha detto prima. Sì. Cubista o ragazza in mano. Sì, Poi è finita questa storia quando e perché? è finita, come le ho detto, per inizi gennaio, fine gennaio, inizi di febbraio. Come Ed era, mai? ed era finita perché lui non aveva voglia più di stare con me, ma aveva capito che aveva voglia ancora di divertirsi, essere libero. Io non riuscivo ai tempi a rassegnarmi a questa sua decisione perché comunque ero infatuata di lui e mi ero affezionata a lui, perché era tra la prima persona che mi dimostrava dolcezza, che mi dimostrava di essere, mi aveva detto anche di essere innamorato di me. Io ero giovane, ci avevo anche creduto. E l'ho sempre cercato. Nel frattempo avevo conosciuto in un'altra discoteca che si chiama, non ricordo bene se era il Just Cavalli o se era il The Club di Milano, che comunque sono sempre 2 discoteche. Avevo conosciuto un'altra ragazza. Questa ragazza si chiamava Caterina Pasquina. Gli avevo chiesto ospitalità, anche perché lui mi aveva detto: guarda, rimani a casa mia, e se n'era andato lui via di casa. Io ho cercato di fare, mi ha detto rimani finché non trovo una sistemazione, perché sapeva un po' quelle che erano le mie difficoltà. Ed era successo in 2 o 3 giorni, perché io non riuscivo più a stare in quella casa senza di lui. Ho cercato in tutti i modi di farlo tornare in casa, lui non mi voleva sentir parlare, mi aveva detto che quando trovavo una sistemazione gli lasciavo le chiavi nella casella postale. Io poi sono andata in questa discoteca, avevo conosciuto questa ragazza e le ho fatto la solita proposta: se mi poteva ospitare avrei pagato l'affitto, anche perché avendo vissuto con questo del mio amico Rizza, comunque la casa era la sua, io non avevo nessun tipo di spese, lavoravo sempre per la sua agenzia e comunque guadagnavo un po' e quei soldi me li sono sempre messa da parte. Così Poi- aveva qualcosa per poter pagare questo nuovo affitto. Sì, poi anche i vestiti non ne avevo bisogno, per il lavoro che svolgevamo di immagine e di animazione ce li forniva sempre lui, l'agenzia. Ok. Allora, Alla- questa ragazza quindi la ospita, Mi os- e quindi lei si trasferisce a casa di questa ragazza. Sì. Ci siamo subito trovate e con me si era comportata benissimo, era dolcissima. E già nel frattempo a volte mi chiamava l'agenzia di LM Production di Lele Mora per chiedermi questi documenti, perché io andavo sempre da loro per chiedere se c'era possibilità di lavorare. Lavoro, e loro continuavano a dirle: se non ci sono i documenti, no. Sì. Porta i documenti. No, non ho portato nessun No, documento. chiedevano in agenzia che lei portasse Sì. i documenti. Ok, quindi continuava a prendere contatto con lei l'agenzia di Lele Mora per chiedere i documenti che lei continuava a non portare. Alla fine l'unica cosa che potevo fare con l'agenzia che mi è stato proposto era fare avevo fatto all'incirca 2 serate, perché il signor Lele Mora andava a volte a cena accompagnato da ragazzi e ragazze, e poi dopo questa cena si poteva andare in discoteca, che era sempre l'Hollywood di Milano. Mi avevano detto che potevo fare con loro questa cosa, sono andata a fare queste 2 serate con loro all'Hollywood, in cui Andavate a cena dove? non sono andata a cena, sono sempre andata a cena a casa sua, perché mi aveva detto che potevo A andare. casa di Mora? Sì, non siamo mai andati in Ok. qualche ristorante in quel periodo. Sono andata a volte a pranzo e a cena a casa delle Mora, perché da una parte non avevo molta disponibilità per andare in giro a mangiare e mi faceva anche comodo. E lui comunque dava sempre questi pranzi, queste cene a tante persone, e quando ti presentavi, chi si presentava comunque poteva partecipare a queste, dato che era
Allora, erano occasioni che erano offerte dall'agenzia, no? Le 2 serate erano offerte dalle Le agenzie. 2 serate, a quelle mi sto riferendo. Ho capito bene, oppure se no me lo precisa, queste 2 serate erano cene seguite da discoteca? Sì, che andavamo poi all'Hollywood di Milano, Benissimo. Cene che si tenevano dove? In queste 2 occasioni? a casa di Lele. A casa di Lele Mora. C'erano ovviamente ragazzi portati dall'agenzia, c'erano ospiti del signor Mora? C'erano i ragazzi che da quando avevo... Oltre le persone, oltre le persone, i giovani, le diceva ragazzi e ragazze, che erano mandati dall'agenzia, c'erano degli ospiti a queste cene? Sì, a volte c'erano anche delle altre persone che non lavoravano in agenzia, che erano persone grandi, sia donne che uomini, ma che io non conoscevo perché ci presentavamo solo nell'occasione del pranzo Della cena, ok. e della cena. I discorsi erano sempre discorsi che riguardavano il gossip, oppure si parlava di borse, di macchine, di roba di questo tipo, che non conoscevi mai la persona, parlavi di altri argomenti. E ho fatto con lui queste 2 serate, e già vivevo con la Caterina Pasquino, poi mi era arrivata poi la telefonata sempre da Lele Mora, che mi ha detto: guarda, c'è questa serata e devi venire sotto all'ufficio, trovi una macchina che ti porta al lavoro. Quindi lei era Questa stata serata. prospettata un'ulteriore serata del tipo di quelle che aveva fatto prima. Sì. Mi scusi, mi fermo. Quanto veniva pagata per queste serate? Queste fatte con Lele Mora, queste 2? A volte mi dava 200, a volte mi dava anche, una volta mi ha dato 200, a volte non mi ricordo esattamente, 200 o 300 euro. Ok. E sapevo che gli altri ragazzi con cui ho chiacchierato, che lavoravano con me, prendevano a volte anche 500 euro. Voi dovevate anche fare compagnia eventualmente agli ospiti, cioè intrattenere gli ospiti, chiacchierare. Arrivavamo all'Hollywood e in quelle 2 serate che sono andata io, praticamente avevamo a disposizione questo tavolo dove ci mettevamo lì, ma sembrava più una cosa per fare immagine, per fare Ho capito. Va bene. contorno a quello che era Lele Mora, come era visto lui all'Hollywood. Si chiacchierava e si faceva serata, ci divertivamo, più che il lavoro era un divertimento. Va bene. Dopodiché le arriva questa proposta, dice: guarda, c'è una serata, vieni sotto, dove? Sotto l'agenzia? Sotto l'agenzia in Viale Monza. Sì. Io sono arrivata pensando sempre che era una serata come queste 2 che avevo già avuto. Solamente che quando sono salita nella macchina c'era in questa macchina un autista con cui l'avevo salutato, non mi ricordo neanche cosa ci eravamo detti. La macchina poi... C'era l'autista e qualcun altro? No, Solo l'autista. E sicuramente gli avevo anche chiesto dove stavamo andando, ma non mi ha dato spiegazioni. Alla fine siamo arrivati in questo posto che si chiamava Palazzo dei Cini, ed era salito in macchina Emilio Fede, che io già prima di incontrarlo in quella situazione avevo visto frequentando Corso Como e Corso Garibaldi, avevo visto in un ristorante, l'ho rivisto dopo il concorso di bellezza. L'aveva visto dopo, era la prima volta quindi che l'aveva rivisto da quando era venuto a Milano, l'ha visto in un ristorante. In un ristorante, in Corso Garibaldi. Questo ristorante si chiama Ibiza, lui era in un tavolo con altre persone, io appena l'ho visto, dato che dal concorso di bellezza lui davanti a della gente del concorso aveva detto che comunque mi avrebbe aiutato e mi aveva chiesto lui il mio numero di telefono dicendomi: ti troverò un lavoro. Questo già in Sicilia. In Sicilia. Solamente che non sono mai stata contattata da questa persona e né tantomeno aveva mantenuto le promesse che aveva fatto a me davanti ad altre persone. L'ho rivisto in questo ristorante all'Ibiza e mi sono avvicinata io a lui dicendogli se si ricordava, e non mi sembrava neanche che si fosse ricordato, l'ho fatto più per educazione, ma mi ha risposto annuendo.
e gli avevo lasciato di nuovo il numero dicendogli se mi poteva contattare, se mi poteva far lavorare. Ma lei gli ha detto, si ricorda di me, sono la ragazza del concorso? Quando l'ha fermato nel ristorante? No, gli ho detto, si ricorda di me, sono la ragazza di Taormina, in Sicilia, e lui sì, mi ha dato la mano, si è presentato di nuovo e mi aveva chiesto di nuovo il numero di telefono, perché le avevo detto non mi hai contattato, ti sei fatto dare il mio numero ma non mi hai mai contattato, guarda dammelo che mi ero dimenticato, ho perso il numero, non mi ricordo, ti contatterò. Questo suo incontro nel ristorante con Lele Mora, Con Emilio Fede. scusi, con Emilio Fede, e in che periodo avviene? Prima che lei cominci a fare le serate con quei 2 inviti con Lele Mora? Sì, Prima? sì. Vabbè, Non so però dare un giorno, una data certa. non importa. Allora, torniamo a... Quindi lei aveva incontrato casualmente Emilio Fede, dal momento in cui lo incontra nel ristorante al momento in cui poi con la macchina vi fermate e lui sale in macchina andando al Palazzo dei Cigni? Palazzo dei Cigni, lei l'aveva più sentito? L'aveva chiamata poi No. Emilio Fede? No. Quindi anche se le aveva ridato il numero cellulare, Emilio Fede non l'aveva più richiamato. No. Va bene, allora va a Palazzo dei Cigni con la macchina che trova sotto l'agenzia di Lele Mora, sale Emilio Fede, cosa succede? Ci siamo salutati, non mi ricordo neanche di aver avuto dei discorsi con lui in macchina, se non quello di aver chiesto io cosa stava succedendo, dove stavamo andando. Ma lei gli ha ricordato, guarda che io sono quella ragazza che ti ha fermato al ristorante e che prima... No, perché lui era salito con il telefono, aveva in mano questa borsa, tutto il tempo vedevo che scriveva sul telefono e non ci siamo parlati più di tanto. Ok, va bene. E non mi ricordo, dato anche il tempo che è passato, non mi ricordo neanche cosa mi sono detta con lui. Ok. E alla fine sono arrivata davanti a questa villa ad Arcore, che poi mi è stato detto che era la villa del presidente quando ero fuori. Siamo entrati e ho trovato all'entrata il presidente Berlusconi ed ero sorpresa dal fatto di essere arrivata nella casa del presidente del Consiglio. Per me era una cosa stranissima, non mi sembrava vero. E fatto stasera ha presentato dicendomi il suo nome e anche io le ho detto il mio Ruby. Quindi lei si è presentata come Ruby? Sì. E poi siamo entrati in casa e c'era questa tavolata dove c'erano altre ragazze. Lei ne conosceva qualcuna? No, Anche solo per averle viste in televisione o cose del genere? no. No, ok. E Che altro c'era? c'era una tavolata con tante ragazze, una quindicina, una ventina di ragazze, tutte vestite benissimo, tutte delle belle ragazze. Mi presentano queste ragazze e alla fine si svolge questa cena, mi dicono che è una cena. Non sapevo come sono finita lì, non mi sono posta in quel momento nessuna domanda, vivevo quello che c'era da vivere. La fermo un attimo. Ha parlato di tante ragazze, ha parlato della presenza ovviamente del padrone di casa Silvio Berlusconi e del fatto che ritengo ci fosse anche Emilio Fede perché era venuto in macchina Sì. con lei. C'erano altri ospiti di sesso maschile in quella cena? Sì, c'era un cantante DJ che si chiama Mariano Picelli Sì? e c'erano dei camerieri che No, io servivano parlo di persone che diciamo erano di sesso ospiti. maschile. Sì, di ospiti però ho parlato, cioè di persone che si erano fermate a cenare. No. A Piscella cantava e cenava e va bene, altre persone che quindi Che c'erano. partecipavano alla cena di sesso maschile, no. Ok, benissimo. Allora, lei partecipa a questa cena, ovviamente. Io ero arrivata pensando che dovevo andare all'Hollywood, mi sono portata anche dietro un cuore perché era il 14 di febbraio, me lo ricordo
benissimo, mi ero portata un cuore grande perché pensavo dopo questa serata, che probabilmente si svolgeva all'Hollywood, io sarei andata da questo Domenico Rizza di cui ero innamorata, infatuata, e di portarglielo per l'occasione di San Valentino, sempre con la speranza di poter tornare con lui. Io partecipo a questa cena dove tutte noi ragazze ci siamo presentate, c'erano alcune ragazze che chiacchieravano, altre che erano in un salotto attaccato a dove c'era la tavolata, che fumavano le sigarette, e sembrava più un aperitivo che una cena. Ognuno parlava... Ma eravate al tavolo? Sì, non eravamo seduti in una tavolata in cui sembrava di essere in una mensa per mangiare e basta, cioè ognuno chiacchierava, poi c'era sempre la musica sottofondo, e alla fine poi quando sono arrivata lì mi hanno chiesto di presentarmi e di raccontare un minimo di chi ero e da dove arrivo e tutto quanto. E lei che ha fatto? Avevo raccontato la mia storia La sua storia, che è quella che ha riferito a noi adesso, o un'altra? Una storia inventata, quella che di solito usavo, poi dipendeva anche dal contesto dove ero, se come nel ristorante, come in tutte le posti dove capitavo, io raccontavo una versione sempre diversa dall'altra. In quell'occasione che cosa ha detto? In quella situazione avevo detto sempre di essere Ruby Hayek. A tantissime persone avevo detto di essere metà brasiliana, metà egiziana. Avevo detto di avere una madre che era una cantante famosa e avevo fatto vedere con il computer di questo cantante Mariano Picella anche il video di mia madre, che era una cantante in realtà araba. E poi avevo detto di avere il padre che era invece direttore di MMI, e che mia madre aveva una parentela con il presidente dell'Egitto. E avevo detto Questo anche... sin da quella prima occasione? Sì. Avevo raccontato anche di aver tagliato ogni tipo di rapporto con la mia famiglia. Spiegando perché? Sì, e avevo spiegato... Da una parte le cose erano inventate, da una parte prendevo anche spunti da quella che era la mia storia. Avevo detto che perché volevo diventare cattolica, e da lì non ho avuto più rapporti di nessun genere con mio padre perché aveva rifiutato questa mia scelta e mi ha allontanato completamente dalla mia famiglia, e di aver subito anche dei maltrattamenti che avevo fatto vedere i segni che portavo realmente dalla mia famiglia, da parte di mio padre. Di suo padre. Perché qui in quest'aula alcuni testimoni che erano presenti a questo racconto hanno detto che, per quanto ricordavano, in quella occasione lei non avesse fatto nessuna riferimento a una parentela seppure lontana con il presidente Mubarak, e a maltrattamenti subiti da parte di suo zio. Io mi ricordo di aver raccontato la mia storia, di averla raccontata così. Così come ce l'ha detto. C'erano delle ragazze che durante anche quel racconto si erano commosse, ma Sì, anche se parliamo proprio di una persona che si era molto commossa a sentire questo racconto e che aveva un ricordo un po' diverso. Lei ricorda di aver detto questo? Okay. Sì. Erano presenti tutti quando lei ha fatto questo racconto? Sì. Sappiamo che ci sono delle persone che si sono commosse, delle ragazze. Ha suscitato altri sentimenti o lo stesso sentimento in tutti i presenti questo suo racconto? Questo non saprei rispondere. In particolare, non so, il Presidente le ha, come dire, manifestato il suo desiderio di aiutarla, visto questo racconto triste che lei aveva fatto? Esattamente non mi ricordo tutte le frasi che ho ricevuto dalle persone presenti, anche perché erano, come ho detto, 20-25 persone. Okay. Ognuno mi diceva la sua. Sì, io mi riferivo in particolare al padrone di casa, ovviamente. Non mi ricordo neanche cosa mi aveva detto lui, anche perché io avevo raccontato la mia storia, poi
avevo fatto vedere i video, che poi siamo passati da un momento divertente di vedere i video di mia madre a quello di raccontare la mia storia, e poi io insistevo sul fatto, cioè raccontavo veloce e non vedevo l'ora di andare via per consegnare questo regalo che in quel momento volevo portare A Rizza. a Rizza. Ok, poi che è successo dopo questo racconto? È successo che poi ho salutato gli altri e ho chiesto al presidente che volevo andarmene via. Lui mi ha accompagnato fino all'uscita e praticamente dove c'è la porta dell'uscita c'è un piccolo ufficio e lui mi aveva dato una busta dicendomi che era un piccolo aiuto. Per aiutarmi, e che gli avrebbe fatto piacere anche ricevermi come ospite in qualche cena, se mi faceva piacere anche a me, e mi aveva chiesto il numero mio di telefono. Che lei gli ha dato? Che io ho dato, e poi sono andata via la prima sera, me lo ricordo, con un taxi. Taxi che le è stato pagato, ritengo. Sì. La busta quanto conteneva? Conteneva, possono essere 2.000-3.000 euro. Non mi ricordo esattamente perché poi ci sono state altre serate in cui ho ricevuto ulteriori aiuti. Sono arrivata poi a Pescara Borromeo con questo taxi, mi sono fatta lasciare a Pescara Borromeo e niente, la consegna di questo regalo a Domenico Rizza non si è svolta come me la immaginavo, anche perché l'ho trovato in compagnia di un'altra persona. E quindi Sono andata via e sono tornata a casa dalla mia coinquilina, che era la Caterina Pasquino. Ok, questa è stata la prima volta che lei è andata ad Arcore. Sì. Ci sono state altre occasioni, se sì, quando? Come ci è arrivata, come ha avuto chi l'ha invitata, cioè ci spieghi un po' tutte le cose. Innanzitutto sono arrivata a casa della Caterina Pasquini e le avevo raccontato quello che mi era successo. Lei non ci credeva e una volta che aveva visto i soldi che mi sono stati dati, poi un po' credo ci ha creduto, anche perché oltre ai soldi mi era stato dato anche un piccolo libro con una dedica. Alla fine avevo dormito, credo che nei giorni successivi, forse il giorno dopo stesso, avevo ricevuto una telefonata dal presidente Berlusconi, che mi aveva chiamato chiedendomi come stavo, se mi aveva fatto piacere il suo aiuto e che le avrebbe fatto piacere se tornavo per il prossimo weekend, che lui aveva un'altra cena. E io le ho detto che mi aveva fatto piacere, l'ho ringraziato e poi non mi ricordo quante volte ci siamo sentiti, ma ricordo che ci sono state anche un'altra o altre 2 telefonate prima della seconda volta che sono andata lì, sempre chiamate fatte in quel momento da lui. Ok. E allora ci sono questi contatti telefonici, eccetera, eccetera. Lei poi torna per la cena del fine settimana ad Arcore? Sì. Come ci va? Con chi ci va? Sono andata lì con il taxi, che poi hanno pagato ad Arcore, perché sono stata chiamata anche, mi sembra, la sera prima che lui mi ha detto di venire, mi ha detto l'indirizzo da dare. Sono andata con il taxi, che poi è stato pagato appena sono arrivata all'ingresso da un piccolo ufficetto che c'è vicino al cancello, e poi sono entrata nella casa e c'era di nuovo la solita cena con altre ragazze, questa volta altre ragazze. Qualcuna era già presente alla cena precedente? Sì, di quelle con cui mi ero presentata, sì. Ricorda quali fossero le ragazze che erano state presenti a tutte e 2 le cene? Mi ricordo particolarmente di 4 persone, perché sono quelle che ho visto quasi in tutte le serate in cui io sono stata lì. Sono la Nicole Minetti, la Maristel Polanco, Garcia Polanco, Barbara Fagioli, e c'era un'altra ragazza che mi sembra che si chiama Iris, ma non so
tutte queste persone lei le ha conosciute ad Arcore? Sì, Non le aveva mai viste prima? no. Ok. Allora, in questa seconda occasione ci va da sola. Sì, Lele Mora non è in contatto in questa seconda occasione, lei viene invitata direttamente al presidente Berlusconi. sì. Arriva in taxi, oltre alle ragazze chi c'è? C'erano solo le ragazze, i camerieri e poi c'era sempre il cantante Apicella. Quindi l'unico uomo, oltre il padrone di casa, che in qualche modo partecipava alla cena, era Apicella, che cantava e partecipava anche alla cena, no? Per quello che mi ricordo, sì. Ok. Com'è andata questa volta? Si è svolta sempre nella stessa maniera, sempre con lo stesso menù della scorsa volta che ero andata lì. Abbiamo mangiato le stesse cose, abbiamo chiacchierato, poi sono entrata un po' di più in confidenza con le ragazze che avevo rivisto e poi subito dopo la cena, che non so dare per degli orari a che ora è finita la cena, e mi è stato detto di andare in questo Locale? posto che loro chiamavano Bunga Bunga. Quindi era denominato Bunga Bunga? Sì. Ok. Io avevo detto cioè, perché non sapevo cosa significava, probabilmente aveva anche un significato. E mi è stata raccontata questa barzelletta di cos'era per loro il Bunga Bunga, la parola Bunga Bunga, da cosa è stata presa. Quindi le hanno anche raccontato la barzelletta da cui derivava L'aveva raccontata il padrone di Bunga casa, Bunga. il signor Berlusconi. Scusi? L'aveva raccontata il signor Berlusconi. la Quindi l'ha barzelletta. raccontata il presidente Berlusconi, questa barzelletta, da cui poi ha preso il nome questo posto dove siete andati. Sì. Che era? Dov'era questo posto? Come era fatto? E praticamente quando entri nella villa, di qua c'è un ufficio, di qua c'è un'entrata ad un piccolo salotto e verso sinistra c'è questa stanza con una tavolata grande dove mangiavamo noi. Mentre per questo posto qua c'erano una scalinata che scendeva giù e mi ricordo il particolare di un bagno mentre fai le scale per scendere e si entra in questa stanza enorme che aveva vicino attaccata un'altra stanza. C'era anche un piccolo affare che sembrava da fuori, non so che cos'è, però mi sembrava una di quelle lampade che si usano nei centri estetici. Abbronzanti? Sì. Ma sembrava a me da fuori, poi non so se era realmente In questo locale c'erano, che cosa c'era? Questo locale sotto, dove poi è andata quella sera? c'eravamo. No, che cosa c'era? Come era fatto? Era fatto che appena scendi c'è una console con delle poltrone vicino, poi c'è tipo una colonna con delle altre poltrone fatte a formare un quadrato. Una colonna nel senso di un pilastro, un pilastro. Non so come chiamarlo. Sì, sì. E si formava questo quadrato rettangolo con altre poltrone. Vicino c'era un tavolo dove c'erano delle bevande Ok. e c'erano due ragazzi messi a servire a queste A bevande. servire le bevande. C'era il palo della lap dance? Sì, Ok. Allora, siete scesi giù, c'era della musica, se la faceva qualcuno? è sceso con Apicella. noi il signor Apicella. E quindi ha fatto lui musica. Sì, era salito Che nella cosa- console e ha messo delle canzoni. Ok, che cosa è successo in questo locale? Ci siamo all'inizio seduti, mi hanno spiegato determinate cose, mi aveva fatto vedere questa stanza dove aveva tipo una cantina con delle altre bevande che mi sembravano dei vini. E poi ci siamo seduti tutti in delle poltrone e poi mentre c'era la musica che andava alcune ragazze hanno iniziato a ballare. C'erano anche altre ragazze che si erano vestite con dei vestiti imitando altre situazioni,
come quelle che usavo io per fare la cubista in discoteca, per dire. Cioè ci spiega un attimo, vestiti per imitare altre situazioni, mi faccia capire. Gli stessi abbigliamenti che usavo io per fare la cubista, cioè c'erano persone che si vestivano da infermierina, sexy, non quelle che lavorano di solito nei posti, e altre che si vestivano da dottoresse, e poi mi ricordo anche soprattutto delle ragazze con cui ho avuto più confidenza e quelle che ho visto più tempo. Avevo visto, mi ricordo dei nomi, tipo della Nicole Minetti, che si era vestita da suora, e mi ricordo anche di... Suora come l'infermierina sexy o suora con la palandrana lunga, gli scarponi? No, suora con questo affare lungo, che mentre ballava ogni tanto alzava la gonna per far vedere le gambe. Ok, va bene. Però i capelli erano sciolti, senza il velo, senza niente. Va bene. Poi c'era anche c'era anche la Maristel, che io avevo visto Maristel Polanco? Sì, in quasi tutte le serate dove sono stata in casa del presidente, e si vestiva sempre di due personaggi, che uno era Obama e l'altra, di cui io non sapevo chi era, l'ho saputo adesso, che si chiama Ilda Bocassini. Nel senso che indossava delle maschere? No, nel senso che che si vestiva da Obama, voglio dire... di Obama indossava una maschera con pantalone e camicia, e di questa che chiamavano loro Ilda Bocassini indossava una parrucca rossa con un affare come quello lì. Un affare si chiama toga? Toga. Ok, va bene. Scusami. No, non c'è problema. Questi travestimenti, dove hai fatto riferimento, si travestiva e che cosa accadeva? Facevano dei balletti intorno, per dire, ballando con questo palo, e sceglievano delle canzoni da Picella che erano molto sensuali, facevano dei balli sensuali, e come ho detto in questa serata avevo visto proprio, mi ricordo della Minetti che aveva questo vestito da suora che sollevava e poi se l'era anche tolto ed era rimasta in biancheria intima. Ok. Qualcun altro che aveva indossato questi costumi che lei ha descritto nel corso della, come si dice, questa specie di piccola rappresentazione, ha tolto parte o tutto i travestimenti, rimanendo ad esempio in biancheria intima? Oltre la Minetti, ricorda qualcun altro? Io mi ricordo che in questa serata non è che guardavamo tutti quello che faceva la Minetti, c'erano ragazze che chiacchieravano. Io mi ricordo che ero seduta vicino al presidente Berlusconi e parlavamo, e c'era la Minetti che aveva fatto questo balletto. Poi è entrata la Maristel vestita da Ilda Bocassini? O da Obama, adesso non mi ricordo. Non mi ricordo, poi faccio confusione tra le serate in cui sono stata, perché probabilmente può essere successo in un'altra serata, è passato tanto tempo che faccio confusione tra le serate. Poi c'era la Iris Berardi? Che si era vestita da Ronaldinho, sì. Come se aveva dei pantaloncini e una maglietta con questa maschera. E c'erano altre ragazze che poi ballavano, ma gli unici travestimenti che io mi ricordo erano questi qua? Sì. Va bene. Senta, durante questa parte della serata che lei ha descritto c'era un po' più di movimento rispetto alla scena, dove da quello che ho capito, così come lei l'ha detta, eravate più o meno sedute, salvo chi andava a fumare nella stanza a fianco. Sì. Quindi durante questa doposcena trascorso in quello che lei ha detto si chiamava il Bunga Bunga, sì. questo locale che era denominato Bunga Bunga, c'erano questi balli eccetera eccetera.
sta descrivendo in particolare una serata in cui era presente soltanto il Presidente come ospite maschio. Sì. Cioè, come maschio. A me sembra che c'era solamente Durante questi balli c'era qualche forma di contatto fisico tra il Presidente e le ragazze che si esibivano? le ragazze che si erano travestite si avvicinavano a lui con un modo sensuale e ammiccante, tipo alzavano le gonne o facevano questi balletti, ma non ho mai visto contatti. Ok. Ma anche cose, voglio dire, non particolarmente, cioè tipo sedersi in braccio, accarezzare, dare il bacio, cose del genere, cioè non sto parlando di altri tipi di contatti. No. No, neanche questi. Ok. Questa seconda serata che stiamo descrivendo, lei è in grado di collocarla come tempo, più o meno? No, le date, l'unica data per certa che mi ricordo è proprio il 14 febbraio perché... Che è la prima volta. Da quello che ho capito doveva essere il fine settimana successivo, perché lei ha detto sì, che in occasione del 15 del 14 febbraio aveva, sì, non ricordo quando che era andata via, aveva lasciato al Presidente il suo numero cellulare, perché il Presidente gliel'aveva chiesto, che il giorno dopo il Presidente le aveva telefonato invitandola per la festa del fine settimana successivo. Sì. Ok, quindi doveva essere il fine settimana successivo al 14 febbraio. Allora, lei va via da questa festa, quindi la seconda, quando? La seconda volta che sono stata a casa del Presidente, io sono rimasta a dormire lì. E avevo capito che mi hanno detto che potevo rimanere a dormire e siamo rimaste, la seconda volta mi sembra 4 o 5 ragazze. Si ricorda chi oltre lei? Mi ricordo la Nicole Minetti, la Maristelle Polanco e la Barbara Fagioli. C'era un'altra ragazza di cui non si ricorda. Non mi ricordo. Dove eravate ospitate? Cioè, dove erano le camere da letto? Innanzitutto avevamo fatto questa serata che era durata tanto giù, a cui non so dare un orario, finché le ospiti non si stancavano, ognuno ha iniziato ad andare per conto suo, chi in taxi e chi in una macchina. E poi siamo rimasti alla fine noi in casa, sì, siamo rimasti giù sempre chiacchierando, parlando, e il tema era un po' cambiato perché erano tutti un po' stanchi. E parlavate visto che il tema era cambiato? Si chiacchierava sempre, ma non vi so dire adesso quali erano proprio gli argomenti. A volte parlavano anche di cose che io non sapevo che argomenti erano. Diciamo che era meno festoso di prima? Sì. Ok. Poi mi è stata data una stanza. Allora, le è stato offerto di rimanere a dormire lì o ha chiesto lei di poter rimanere a dormire? No, mi è stato detto che potevo rimanere a dormire lì e... Le è stato detto dal Presidente? Sì. Dal Presidente. Al posto mi ha detto se non vuoi andare, comunque ci sono le stanze, puoi rimanere a dormire qui. Ok. Queste stanze dove erano collocate nella villa? Mi sembra il primo piano superiore. Al primo piano, piano. Superiore a quello dove c'era la cena? Sì. Ok. Quante stanze erano? Lei ha dormito da sola? Ha dormito con qualcuno? Innanzitutto sono salita, ho visto solamente un piccolo spazio e c'erano un corridoio a destra e uno a sinistra. Non so quante stanze ci sono in casa del Presidente. Okay. A me mi è stata data una stanza e io sono andata a dormire in quella stanza. Da sola? Sì. Non l'ha divisa con nessuno? No. Ok. Poi mi sono svegliata al mattino e mi ha svegliato la Maristelle. E mi è stata data una tuta perché ero vestita con un vestito. Mi è stata data una tuta da indossare più comoda
e siamo scesi al piano di sotto dove non dove avevamo cenato, ma in un'altra stanza con un altro tavolo che si affacciava su questa vetrata dove c'era un giardino, e ci siamo messi lì a fare colazione. Il Presidente c'era? Sì. Poi? E poi, come vi ho detto, non ricordo esattamente e faccio confusione tra le serate, quindi Voglio dire, poi è andata via quel giorno? Sì, mi sembra di sì, perché ci sono state altre serate, non vorrei sbagliare nel descriverle tutte. Sono state tutte simili. No, però le volevo chiedere, è mai capitato che lei sia trattenuta presso la villa di Arcore per più di una notte consecutiva? No, che mi risultano. Che mi Quindi ricordano. se lei quella mattina si è svegliata e ha fatto colazione, poi è andata via, Sì, ritengo. credo che era il pomeriggio. Nel pomeriggio. Nel è andata pomeriggio. via. E fino al pomeriggio è rimasta con chi ad Arcore? E alla fine abbiamo fatto colazione, mi sembra, e poi siamo rimaste noi ragazze perché veniva spesso un altro ragazzo che lavorava, mi sembra, dentro a chiamare il presidente mentre chiacchierava con noi, e poi il presidente andava a volte via, tornava, e finché non abbiamo poi pranzato, e il pranzo era diverso completamente dal menù della cena, e Quindi è rimasta anche a pranzo lì? sì, per questo mi ricordo che sono andata via verso il pomeriggio, non so dare un orario, ma mi sembra possono essere le 4 o le 5 del pomeriggio. Il Presidente, salvo quando andava via perché lo chiamavano, non lo chiamava il ragazzo, piuttosto che forse si sarà dovuto allontanare, è rimasto a chiacchierare con voi, almeno finché ha potuto, finché i suoi impegni gliel'hanno consentito. Sì. Senta, lei ha detto che andando via dopo la prima cena aveva ricevuto un aiuto in soldi, Sì. la busta, eccetera. In questa seconda occasione ha ricevuto altri aiuti, un altro aiuto dal Presidente? Sì, mi è sempre stata data una busta con dei soldi. Ecco, in questa seconda occasione è in grado di ricordare l'importo che le è stato consegnato? Sì, mi sembra che erano 2.000 euro, sempre in banconote da 500 me le ha date. Quindi del tutto paragonabile a quello che aveva ricevuto la prima volta? Sì, Va bene. È tornato altre volte? Sì. Dopo questa data, questa seconda occasione che abbiamo collocato nel fine settimana successivo al 14 di febbraio, è andata altre volte? sì, sono andata altre volte, ma non ho la capacità proprio di descrivere tutte le serate in cui sono stata. Allora, Posso ricordare di essere stata 5, 6, 7 volte lì, ad Arcore. È in grado di dire almeno fino a quando è andata ad Arcore? Fino a quando ha frequentato la villa di Arcore? E l'ultima sera doveva essere per i primi di maggio. Ok, quindi dal 14 febbraio al 1 maggio più o meno. Sì, ma non ricordo, proprio le date non le ricordo, perché poi c'è stata anche ho avuto anche una partenza, io sono andata giù a trovare mia madre e i miei amici in Sicilia, e poi sono andata in Calabria dalla madre di questo Domenico Rizza per trovarla e conoscerla, sempre con la speranza di tornare con questo Domenico Rizza, volevo conoscere sua madre, quindi non posso dare delle date o... Allora, andiamo un po' con ordine. Non è in grado di darci le date, ci può dire in linea di massima, allora, la prima cosa è gli inviti a queste serate a lei, chi li faceva? Io avevo sempre il contatto con il Presidente. Quindi direttamente il Presidente? Sì, all'inizio, come ho detto, mi chiamava lui, poi a volte lo chiamavo anch'io per sapere se c'erano delle serate o se potevo andare a cena. Ok. Lei ha descritto 2 serate in cui c'era una partecipazione prevalente di ospiti femminili. Sì. Sempre andando appunto per categorie generali, è una cosa che è andata sempre così, cioè voglio dire, il numero di ospiti femminili era sempre maggiore degli ospiti maschili presenti?
Io nelle serate in cui sono stata a casa del presidente Berlusconi mi ricordo quella, la prima in cui c'era Emilio Fede. Mi ricordo che Emilio Fede è stato anche in qualche altra serata, non so dire esattamente se un'altra o due, e poi come altro ospite, ma che non aveva, mi ricordo che non aveva partecipato con noi a cena, ma era venuto quando noi eravamo giù nella sala del Bunga Bunga, finito Bunga Bunga, sì. quella che loro avevano finito, sì, Bunga Bunga. E ci aveva raggiunto che ormai eravamo lì ed era l'Elemora. Quindi dopo cena vi aveva raggiunti lì. Senta, lei ha detto che a parte, la prima volta ha detto di essere andata lì in macchina, macchina messa a disposizione dell'Elemora, perché lei l'ha trovata sotto l'agenzia dell'Elemora. La seconda volta è andata in taxi, le altre volte come è andata lì? Sono sempre andata in taxi, a volte sono tornata accompagnata, una me la ricordo che sono stata accompagnata da questa Mini con delle ragazze, la Nicole Minetti e la Maristelle Polanco. E mi sembra che c'era un'altra terza ragazza che non vorrei sbagliare, ma forse era la Barbara Fagioli. Chi è che guidava la macchina? E questo non me lo ricordo. Di chi era la macchina? Non me lo ricordo, mi ricordo la compagnia, mi ricordo di essere stata accompagnata da queste ragazze con la Mini, mi ricordo di non essere tornata a casa mia perché sono andata a casa della Maristelle Polanco con cui ero entrata in un rapporto di confidenza quasi amichevole, e sono andata a casa sua quel giorno e avevo conosciuto anche sua figlia. Questo dopo la cena, cioè sulla via del ritorno, no? Sì. Ok. Si ricorda se in questa occasione si era dato un appuntamento da qualche parte, sono passati a prenderla? Sono andata, come hai detto, sempre in taxi perché chiamavo sempre il taxi. Parlo della Mini, o della volta della Mini. Ah, scusa. No, la volta della Mini si ricorda dove vi siete incontrate con questo gruppo di ragazze con cui si No, io sono arrivata sempre lì, avevamo avuto una serata, al ritorno per andare verso le nostre case, mi hanno dato il passaggio per andare perché dovevo andare con la Maristelle e andare a casa sua. Non avevo conto, ok, va bene così. Allora, sempre per rimanere un attimo sulle connotazioni di carattere generale di queste serate, poi semmai le parti approfondiranno quelle che possono loro interessare. Posso chiedere solo una cortesia? Sì. Un po' d'acqua. Se vuole puoi fare una pausa? No, vorrei solamente un po' d'acqua. No, se lei ci dice che vuole fare una pausa, guardi, credo che siamo tutti contenti. Ah, va benissimo. Grazie.